A quest'ora della domenica suona la campanella e sale in cattedra il professore Amedeo Colela Nisciune Nasce Barato, una vera e propria miniera con gemme e minerali nel cuore di Napoli, e poi scopriremo, incredibile ma vero, che la scala Mercalli, sì, anche quella, per misurare l'intensità dei terremoti, è nata all'ombra del Vesuvio. E se vi dicessi che qui nel centro antico di Napoli, fra via Mezzocanone e via Paladino, qui dal cortile delle statue della biblioteca universitaria, è possibile accedere al primo museo mineralogico d'Italia, con un biglietto di soli 2 euro. Seguitemi. Siamo nel Museo Mineralogico di Napoli, uno dei 5 musei scientifici della Federico II. Un museo nato nel 1801, qui nella biblioteca dei Gesuiti, che è oggi fra via Mezzocannone e via Paladino. Una sala, come vedete, stupenda, che conta oltre 25.000 reperti di straordinaria importanza. C'è la collezione delle lave vesuviane, una cosa straordinaria, c'è la collezione dei tufi, la collezione dei piperni, che sono poi delle intrusioni in queste pietre vulcaniche che la lava. Ci sono 2 quarzi che addirittura pesano oltre 500 kg, donati a Carlo di Borbone a metà del Settecento. Insomma, collezioni uniche. Nella sala Arcangelo Scacchi, che era uno dei più grandi studiosi di questo museo, c'è addirittura una serie di medaglie commemorative fatte, pensate un po', in lava del Vesuvio. All'inizio dell'Ottocento veniva usata la lava incandescente per coniare medaglie celebrative. In queste sale e in questa università insegnò anche il più grande vulcanologo italiano, un certo Giuseppe Mercalli, che abitava proprio qui a Via Sapienza e insegnava anche al liceo Vittorio Emanuele, e fra i suoi allievi annoverava il medico che poi divenne santo, Giuseppe Moscati. Proprio in questa zona nasce quindi la scala Mercalli, un'idea che gli venne all'indomani del terremoto di Casamicciola. La scala Mercalli misura l'intensità di un terremoto. In che modo? Misurando i danni che esso produce. E la scala a cui siamo sempre stati affezionati, noi della generazione del terremoto del 1980, ma recentemente uno studioso americano, Richter, ne ha fatto un'altra di scala dei terremoti, quella che misura l'intensità delle energie sviluppate da un terremoto, sì, molto più precisa, ma noi in fondo siamo legati ancora alla scala Mercalli. Giuseppe Mercalli, intervistato da Matilde Serao nel 1905, racconta che mentre studiava sul Vesuvio, mentre studiava i fuochi sul Vesuvio, addirittura accade una cosa incredibile, una bomba piroclastica gli entra nella tasca, lui era un monaco, e tutto il saio gli venne completamente incendiato e nel fuoco trovò la sua morte, ma non come ci si potrebbe aspettare nel fuoco del Vesuvio, morì qui nell'attico di Via Sapienza. Sapete come? Probabilmente cadde una lampada a olio, secondo la polizia fu un ladro a rapinare e incendiò l'appartamento, e in quell'appartamento, in quel fuoco, morì l'uomo che aveva sempre studiato i fuochi, ma quali? I fuochi piroclastici, quelli del Vesuvio.